Nello, dove ti trovi adesso? Abbiamo letto Sono a Kiev. abbiamo letto dalle agenzie che ci sono stati degli attacchi con dei droni. Qual è la situazione? Sì, questo lo posso confermare. Sono a Kiev che ha vissuto alcune giornate di relativa tranquillità, provenivo dal sud come molti altri colleghi. I movimenti sono particolarmente intensi, sud-est, ci siamo spostati a Kiev perché è arrivato il presidente Biden, successivamente il premier Meloni, Sì. e nelle ultime ore la situazione è tornata, diciamo, molto tesa anche qui a causa di questa ondata, una doppia ondata di droni scagliati soprattutto attraverso la Bielorussia, da quello che sappiamo. C'è stato un morto e alcuni feriti in una zona occidentale dell'Ucraina, quindi molto lontana dal fronte avanzato dei combattimenti. Si tratta di un soccorritore che stava intervenendo per aiutare alcuni feriti. Non si è capito bene se una successiva ondata di droni oppure l'esplosione di un ordigno fino a quel momento rimasto silenzioso gli ha tolto la vita. Sappiamo, perché abbiamo sentito naturalmente anche le esplosioni su Kiev, è intervenuta la contraerea che ha annientato molti di questi attacchi. In realtà da informazioni che abbiamo si parla di 9 droni abbattuti, però sono stati colpiti certamente ancora una volta delle infrastrutture strategiche. Sì. Capiremo tra alcune ore che cosa questo vuol dire, e lo capiremo attraverso le città e i quartieri rimasti senza elettricità. Nello, tu che sei lì, avrai appunto letto delle manifestazioni in Italia per chiedere la pace e che non ci sia più invio di armi e che si apra insomma una sorta di negoziato, se così possiamo dire, all'ONU che porti alla pace. Secondo te è un'opzione fattibile? Te lo chiedo dal campo. Ma non in questo momento, non in questo momento per tantissime ragioni, ne cito solo alcune. Da un punto di vista delle armi bisogna capire una cosa: quando si è sotto attacco, lo dico per primo, da uno che ormai da un anno Certo. in questa guerra, che vuol dire anche un anno sotto gli attacchi, sapere per esempio che le città siano in qualche modo difese da una contraerea efficiente, è difficile dire alla popolazione ci spiace, non inviamo la contraerea perché non vogliamo proteggervi, e quindi questo dibattito qui non viene percepito in maniera costruttiva. Anzi, quando arrivano soprattutto le armi, in particolare la contraerea, la popolazione civile si sente rincuorata. Sì. Voi capite che cosa vuol dire una doppia ondata di attacchi di droni kamikaze, e che cosa vuol dire avere un sistema di difesa oppure non averlo. Questo non vuol dire che io sia favorevole all'invio di armi all'infinito. Dico che il problema fino a questo momento è che contestualmente all'invio di armi non vi è stata un'eguale, tra virgolette, offensiva diplomatica. Qualcosa si sta muovendo nella pancia delle cancellerie, ci sono dei contatti sotterranei tra vari interlocutori. La speranza è che si possa arrivare a un negoziato. In generale, rispetto a quelle manifestazioni, io dico che non mi spaventa mai chi chiede la pace, al contrario mi spaventano le persone che chiedono sempre guerra, e guerra vuol dire violenza, vuol dire distruzione. Quindi non bisogna avere paura del popolo della pace, purché sia una richiesta anche il più possibile razionale, e che ci si renda conto che questa è una guerra diversa da molte altre, perché è una guerra di invasione, e quindi il primo passo è il cessate il fuoco da parte russa, e il secondo passo è l'arretramento delle forze russe, soprattutto dalle aree più interne dell'Ucraina, perché naturalmente molti si domandano qui che cosa ci fanno i carri armati ucraini, i carri armati russi così all'interno del paese. Non stiamo parlando solo del Donbass, se si continua a colpire Kiev e le aree Certo. occidentali, oppure la città di Odessa. Nello, tu ti sei occupato in questi anni tantissimo del tema delle migrazioni e devo dire che hai acceso proprio un faro su questa questione. Purtroppo ci ritroviamo a commentare l'ennesima tragedia del mare. Ieri erano quasi arrivati a riva più di 200 persone, purtroppo molte di loro non ce l'hanno fatta. Secondo te a questo punto che cosa deve fare l'Europa e che cosa deve fare l'Italia? Purtroppo è molto tardi per fare tutto ciò che sarebbe stato utile. Adesso si può solo cominciare un percorso, ma dubito che si comincerà mai. Questi profughi, perché la maggior parte di loro erano profughi di guerra, che quindi Sì. avevano titolo ad essere accolti
e soccorsi non via mare, ma con corridoi legali che Umanitari, invece non ci certo. sono. E quindi tra l'altro situazione peggiorata dal terremoto in Turchia, si sono trovati in questa condizione perché il Mediterraneo è stato desertificato, questo tutto in Mediterraneo dall'Egeo fino al canale di Sicilia, temendo l'arrivo di queste persone. In realtà queste persone continuano a partire, il problema è che questi arrivavano dalla Turchia in particolare ed è molto difficile negoziare con Erdogan e dire a Erdogan blocco navale, niente sbarchi, niente partenze. Lo ha fatto in passato in cambio di molti miliardi di euro, ma mai fermando del tutto questi flussi. E poi anche se questi flussi venissero fermati bisogna domandarsi anche in che condizioni le persone vivono. Gli afghani noi li sentiamo, li incontriamo sulla rotta balcanica, ci dicono che hanno aspettato per 15 anni la liberazione del paese da parte delle forze internazionali presenti lì, dopodiché i talebani hanno vinto la guerra, i contingenti internazionali sono andati via e chi ha vissuto in un campo profughi per un tempo così lungo non ha nessuna intenzione di tornare in Afghanistan e quindi l'unica alternativa rimane trovare le vie d'accesso Certo. all'Europa, e l'Europa in questo senso ha sbagliato tutti questi calcoli.